permetto un attimo di rubarvi a queste meraviglie. Ovviamente siete tutti rapiti dalle fotografie. Mi permetto semplicemente di porgere, prima di passare la parola al sindaco per i saluti, di porgere un benvenuto a voi e in particolare un benvenuto speciale, non abbiatevene a male, a Gigliola di Piazza, che è la vera protagonista assieme alla sua mostra, il Mond Asbergios, e in qualche maniera noi siamo felici di ospitarla in questo Salone della Casa del Popolo, quindi diamo il benvenuto a voi tutti, in particolare a Gigliola, ma anche a Novella del Fabbro, che ha collaborato, poi vi spiegherà meglio lei, che ha collaborato in maniera significativa, se non proprio con la macchina fotografica, per realizzare questa meraviglia. E diciamo che è una mostra che mi sento di dire sentiamo particolarmente nostra. Perché? Perché ci parla delle nostre radici, perché attraverso gli scatti meravigliosi di Gigliola ci riporta alle nostre tradizioni, ci riporta alla nostra comunità, ci riporta al nostro vissuto. È una mostra che ci aiuta ad esplorare sia quello che è l'ambiente e la meraviglia che l'ambiente naturale delle nostre valli ci offre, delle alte valli in particolare, e che gradualmente è come se ci guidasse pian piano ad entrare in maniera discreta anche all'interno delle casere dei cellars, per scoprire quasi quella ritualità che da tempo immemore si ripete e che grazie, dico io, al coraggio, alla voglia di mettersi in gioco, per fortuna anche di tanti nostri concittadini di giovani, riesce in qualche maniera a regalarci delle esperienze che credo siano esperienze che fanno e mettono in evidenza il valore sia dell'uomo sia del rapporto che l'uomo riesce a instaurare con la natura. E voi avete già dato un'occhiata e credo che questi scatti siano da un lato il frutto di una meticolosa ricerca, ma anche di una sensibilità che nasce, che viene tradotto nell'obiettivo della fotografa. Scatti che da un lato spaziano nella natura, in quello che i paesaggi, i campi lunghi ci offrono, scatti che ci fanno quasi annusare il profumo dei fiori, delle resine, scatti che appunto credo ci restituiscano quell'equilibrio, quel rapporto armonico che forse a volte la frenesia della modernità ci ha fatto perdere, ma che credo sia molto importante da recuperare proprio per poter vivere la nostra dimensione umana. E quello che mi preme ancora, almeno io ho colto, sottolineare è anche il messaggio che io così penso di poter interpretare in questi scatti, e cioè quel testimone che sta passando Gigliola dal passato al futuro. Non è solo una mostra, ritengo, nostalgica di un passato che deve tornare, ma è quasi un invito a recuperare attraverso appunto questi volti dei giovani che sono volti sereni, recuperare quella tradizione che in qualche maniera rappresenta anche opportunità per il futuro. Se noi osserviamo i volti dei bambini, i volti delle giovani generazioni, ci trasmettono questa speranza, e credo che sia importante che proprio i giovani recuperino la realtà dell'alta montagna come una possibile risorsa e raccolgano quel testimone che forse potrà essere una scommessa per il nostro futuro. Quindi io mi fermo perché l'hai fatto un po' massalugna come al solito, ma ringrazio di cuore Gigliola perché penso che ci offra uno spaccato veramente suggestivo della realtà, ringrazio Novella, ringrazio tutti quelli che hanno collaborato e ovviamente auguro a Gigliola di poter scattare ancora testimonianza di altre realtà. Grazie a tutti e passo la parola intanto al sindaco. Grazie a voi. Io non devo aggiungere molto a quello che ha detto Luigina, è stata molto esauriente e chiara. Porto chiaramente i saluti di tutta l'amministrazione comunale, il nostro
uno dei nostri intenti è quello di tenere viva l'attenzione su degli aspetti molto importanti della nostra vita, e questa sala è dedicata proprio ad ospitare eventi che ci portano in questa direzione. La mostra di oggi, la vedete con i vostri occhi, fissa una realtà molto importante, che è molto importante che permanga. Io sono sempre molto affascinato dalla fotografia, perché ci costringe a fissare l'attenzione su alcuni aspetti che magari svogliatamente, quando visitiamo una malga, non badiamo, non curiamo. Questa è l'occasione proprio per andare a vedere dei dettagli. Di questo ringrazio naturalmente Gigliola per il lavoro fatto e quelli che con lei hanno collaborato. Lascio a loro la parola. So che c'è, prima di guardare le foto, c'è un ingresso nell'atmosfera con un canto che Novella il duetto costituito per l'occasione ci farà sentire, naturalmente in tema, ma lascio adesso ai protagonisti della mostra illustrare, prima Gigliola, principalmente l'aspetto fotografico, se vuoi dire qualcosa, e poi a Novella. Le foto parlano da sole, è inutile che io sto lì a descriverle. Certo. C'è Novella magari che lei... I partiti con uno ciantoso. Ah, volte. Entriamo nell'atmosfera della malga. Allievo il prim pastor, alle chiano l'utisen, fantas dal bon ingegno vai tamu al gi, oi, oi, oi. Alla las vaquios plenos están por pendular, sta ben fantati non lo spanati, oi, oi, oi. Lo pueblo pagana sta guardando là, sta ben fantati non lo spanati, oi, oi, oi. La notte già passato, l'udile già indevan, le oro di lavoro su palciampai, oi, oi, oi. Brava! Allora, grazie di corso al Comune di Prato, l'Uscini che è sempre sensibile per questa iniziativa. Ma non vi nomam, ha dato l'assessore cultura, Luigina, che ha creduto, quando di fare la mostra a Prato, perché Prato aveva tanto sberrios. A proposito, la inta che così giovane e non sa che vuol dire berrio, come si dice malghe, a me ben voglio da ridi. Che stagionati come me di sberrios, almeno dal tedesco berg, mon, e dal francese pastore, berger. Ma teniamo un nome, non stiamo a svedere con malghe, perché il Gigliola, quando mi ha sentito di berrios, gli è piaciuto, no? E ha voluto mettere come titolo e mostro le monde des berrios. Allora, grazie a Gigliola, no? Lì è originario di Tuarios, però di Sibotagna è scindelato e l'ha da Parigi a vedere il mondo. Dopo è andato a Milano. A Milano si è formato come fotografo e lavora di lui al Corriere della Sera. A noi è da puro, perché è in gambo, e noi è esibizionista, no? È sempre in gambo Gigliola. La mostra è fatto perché i vin girato per al di estate la sbergios de Chiarnio. E proprio Gigliola un che va fuori
adesso Chiarnio alla riscoperta, e ha riscoperto questa genuinità adesso dei suoi prodotti. E difatti con il suo scatto fotografico vediamo il risultato. Veramente è stato uno bello girare questi mondi, e come che dicevo Luigina, non nostalgico, perché vi veduto in vecchio, stagionato come noi, ma anche in giovane, che crede nel nostro cielo e ha un grande legame nel nostro cielo. Allora io mi ero documentato un po' su lei, perché è importante. Quando sono nasciuto all'Asbergo da Monza qui, e cercherà di Prato, no? Allora, il patriarcato di Aquileio al concedevo di Altomont, intorno ai primi dal 1000, pensai, boschi e pascions ad alto quoto, perché avessi vivuto dignitosamente, in cambio si capisce, pagavano fitti in natura, con formaggi, sponge e squetto, e più giocoi e alcati, che alcati non lo sai. E nascevo così l'Asbergio Somalghe, fino a quasi 2000 metri di quoto, che sveni portati in banda privati che pagano fitte ai comuni, andati privati che sono paroni setti dal pascion che dei casero come in pani. L'Asbergio e veniva fatto sulla candero Sorgins di Ago, la casero e la slogio se veniva se giù su questo a ripar, là che non veniva giù la Slavinos. E difatti poi da Rio svedi una fotografia di là che è in Fleoms e è una piramide devo la casero, tutto in clap. In là se veniva giù la lavino, la lavina spaccava e la di là e non buttava giù la casero. Allora, era tutto uno tecnico particolare per farlo, l'utetti in schiandolo, la foghera con la muscio, l'utabio per disgottarlo a squetto, e se come le normative del CE, non vuole l'utabio in legno, a bolinacciar, uno di se entrato tra uno casero, all'era lo fedare in bestio, che baruffava con la spoglia, perché la spoglia sull'acciare non stava lì. E dopo che sfedare mi ha detto, ma non l'hanno capito che basta uno selo di serbulin per disinfettare. Ecco, che non l'avevo capito. Ecco, a chi dispiace che le normative con la CE a tutto piastrella tutto. Gli avanti un sapore differente che c'è con il formaggio stagionato al celare. E poi è più naturale possibile. Ecco, ai primi dal 900 in Chiarno erano 169 berghios, con uno quarantino, che parte da 1500 metri di altezza a quasi 2000 come Pieltinis. E l'oso, dal comune di Sauros e Davar. Ogni anno il comune di Prato, al quarto suo io anziani, a passare una giornata in Tebergio di Malinus. Riguardo che si maccedo con l'infanzia e con i sapori di polenta e ciuccia. Andè che ti hai fatto una fotografia in là che avevi portato su i vostri svecchios. Allora, gioventù che continua l'antica tradizione dei bonus. Poemos che si fa formati, e si può vedere in Gerona, in Sauros, trio sos, con la mari e sportano de ban l'azienda in quel mondo. Andiamo a vedere la fotografia di uno poema che fa formati. Dopo è Luisa in Pieltinis che fa formati, mari di trio fruits, con bravura continua a farlo fedare, ereditata da suo pari Enea. Dopo sono rappresentate queste fotografie, dopo gli sticchi Luigi Tomat, un intero vito in mondo. Salvatore Sandri, 80 anni, se le morte Stimbier, che l'è rappresentata qui da te. A 90 anni, sì, ma 80 di monta, dice, non lava su appena Allora, non potete smentare Ilo, con Somari, Nives 40 anni di monti, fa 40, un barà di più. E a lei rappresentata, e una bella fotografia, non è brava, no, ma fa formaglia, è brava a ballare. Si sapeva ben calbano, perché con l'armonico di Felice di Truia e si innanzitutto è soberbio in Ielma. E allora, Somari bevevano un caffè e io mi dice, facendo una ballata. Sì, lui pesava, ma sa me uno rubo pieno. E tu l'hai rappresentato in che tal quadri. Dico io che fortunato ballerino con lui.
Ecco, e allora lui lo al dice. Quando la fa la fotografia, Gigliola gli hai detto a Ilo, ma in Pio mi sono sbruscios perché il fumo il chiamin. Lui si fotografo las berrios che non sfumo. No, ti viene a fare vedere che il chiamin al fumo, segno che è la in. E insomma, e usciva un di fumo. Ciamo, mezzo bruscios, lui è mi voso. E non posso mi da fuoco casero perché il fumo lui chiamin. Ti pensi come è la berrio che fumo? Allora... Ecco, dal libro di Enrico Marchettano, I pascoli alpini della Carnia, dal 1911, ha scritto che a quei tempi erano monteados, come chi vedi, 169 berrios. Uno ventino non botagnò comune, mandero, come varin dos trio. Dal vuestri bielcianal hanno nominados ben 14, io come i provi a dire un nome. Entralais, Sierra, Pradibosco, Lavardè, Pilanis, Litum, Pitim, San Iacum, Vielma, Palabona, Colle di San Pietro, Vinadia Piccola, Vinadia Grande, Rioda, Confestons e Tamaruz, e Malins, e di che sta scritto? Proprietà privata di Giobatta Casali di Prato Carnico. Lodevole l'uso del conduttore di adibire appositi operai al rinettamento dei pascoli dei cespugli di ontano e rododendro durante le stagioni di alpeggio e alla raccolta dei sassi. Ecco, questa qui è la scrittura, l'importante, chi lauda las nostras mons. A proposito, quando gli lavi in mon, non sai, io quando lavi in Lucau, e vin las mons di spleons, ad alte e a basse, io vedevi che claps, che grums di claps, no? E non mi hanno detto chi era, ho detto, orco, gli hanno uraghi e chiacchiarnio, come in Sardegno. E invece era lo spietramento così chiamato. Dopo i simboli di Passione de Cruz d'Altamer, che ha fotografato in Gigliola, inclaudati su un grande stagno su un prug di fuori d'Altamer. Io vecchio se dicevo che non sguardi dai mai, primi cristiani e poi io ne mai. Gli è fatto uno scoperto che non ma canale di guardia vi la Cruz d'Altamer. Di che è cristianai non so. So che ero più religioso, c'è detto Gigliola. E a podarsi perché li ben informati. Allora, gli ero tanti religiosi che gli dal temerati varios conosciuti, a me contavo che a che team si imbordalio, l'Ufedar di Curnim, Domenico Molinaro, la sera a Tor de Foghero e tenevo su Rosari con pastuos. Allora, l'Upriadi ogni anno andava su Tebergio a benedì cristiani se ne mai, perché non fosse incretati. Intuio, l'Upriadi un anno non ero stato, ma avevo squeduto gli stessi la piazza dal formadi a Fedar, ci ha dato in paese. E hai detto, ci sietavi a benedì lassù. E prima di Alfasci ci hai mandato su la benedizione, non è arrivato. E lui fedare dice, e io ti ho spiegato la piazza, non la tu ci appare. Ecco, lui mi ha detto, facciamo così. Allora, a distanza di tanti anni, l'ERSA e lancia un messaggio ben preciso. A proposito dell'ERSA, avevo presentato qui un noto il presidente dell'ERSA, Paolo Stefanelli, e per un impegno non la potessi. Allora, appunto, l'ERSA lancia un messaggio ben preciso per uso al suo direttore Paolo Stefanelli, affinché non si svendano i prodotti come avviene ora e che l'attività venga rilanciata con indirizzi precisi all'insegna della continuità. I contributi non vanno assegnati a pioggia, bensì sulla base di scopi ben delineati. Le forme del formaggio vengono vendute a prezzi simili a quelli del montaggio in pianura. Bisogna attendere alla maturazione e poi organizzare aste pubbliche sulla base delle quotazioni che dà il mercato reale. Questo per sanare la mancanza di organizzazione e la svendita dei prodotti. Ecco, è veramente una vergogna che lassù in mondo i paesi formati quasi quasi come in plano. Ecco, anche per sostenere la mondo, per sostenere cui la fa strio mio in mondo d'estate.
Ecco, Las Bergios è diventato sempre di più meta turistica, un turismo di qualità, per amanti di natura, dei panoramas e dei civinuri di alto mondo, come che si può a dai. Là che finisce la passione, si tacca il crezzo, tutto col cielo. Ecco, io avevo messo giù questo noto storico, che l'importanza c'è chi vive e c'è chi vive. E c'è chi vive, consiglia tutto questo in giovane e manco giovane. Andiamo in mondo e comprime per sostenere questa economia che ha sostenuto la nostra per anni, secoli, quasi 1000 anni di storia, l'arpeggio, o la transumanza, o la villeggiatura dei Smolins. Grazie Gigliola, continua così e grazie a voi. Allora, grazie di questo maggio, non ti danno vicios, non abbiamo avuto un rosa da Ti ringrazio, oltre che Luigi Guaitis ovviamente, e la Proloco che ha collaborato e che dopo hanno preparato un brindisi, ecco, davanti cena. E quindi grazie di tutto, fare pubblicità perché pensi veramente che la mostra vale la pena di essere duda. Noi orari se sono esponuti comunque sarà vieta il martis, il ioiba, il venerdì, il sabato e la domenica, quindi non scusanza, un po' ben salutiata da 5 a 7. E di nuovo grazie a tutti, a Gigliola un abbraccio e allora